Ditemi voi. Ok? Bene, buongiorno a tutti, porgo il benvenuto a tutti i presenti, a chi è collegato da remoto e a chi ci sta seguendo o ci seguirà anche dalla nostra pagina Facebook. Un saluto particolare a Sua Eminenza il Cardinale Eugenio Dal Corso, Vescovo Emerito di Saorino e Benguela, a Diana Battaggia, direttrice della sede italiana dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale UNIDO, il cui mandato è quello di promuovere ed accelerare lo sviluppo industriale inclusivo e sostenibile, che l'ISID, nonché il dottor Investment Promotion Expert Andrea Carpellese, il dottor amico, mi permetto di dire, Gerardo Meridio, alla guida dell'Associazione regionale degli apicoltori del Veneto, nonché appunto anche il dottor Luigi Zanin della Direzione Cooperazione Internazionale della Regione Veneto, che hanno partecipato alla costruzione di questa avventura. Un saluto e un pensiero a nome di tutta la regione del Veneto alla comunità della provincia di Cuando Cumbago in Angola, protagonista di questo percorso, lo devo sottolineare, il ruolo della dottoressa Battaggia che oltre a guidare Unido Italia è anche alla guida dell'Ufficio per la promozione tecnologica e degli investimenti ai TPO Italy, il cui compito è quello di migliorare la competitività delle PMI nei paesi in via di sviluppo attraverso la mobilitazione di investimenti nonché il trasferimento di tecnologie, competenze manageriali e attività di capacity building necessarie per l'implementazione di progetti industriali e il consolidamento delle PMI nei paesi in via di sviluppo e anche in quelli emergenti. Proprio questo ruolo e la presenza qualificata della dottoressa Battaglia spiega il valore dell'iniziativa che presentiamo e che costituisce un caso interessante di cooperazione effettiva cogliendo perfettamente lo spirito dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Nasce attorno ad un insetto che oggi è simbolo della difesa dell'ambiente e modello di sviluppo ecosostenibile, simbolo del nostro futuro. Concludo perché è giusto che a parlare di questo progetto siano i nostri ospiti, cioè i veri motori di questa iniziativa. Da parte mia c'è l'orgoglio di chi da anni collabora con le Nazioni Unite attorno al tema della famiglia e della città sostenibile. Tema centrale della dichiarazione di Venezia, sottoscritta da oltre 270 tra città e regioni in Europa e America Latina, perché in questo progetto di cui oggi parliamo si toccano argomenti chiave sia per le famiglie, sia per la lotta alla povertà e alla fame, sia per lo sviluppo ecosostenibile. Passo quindi la parola a chi ha guidato in maniera autorevole e importante dal suo arrivo il settore della cooperazione internazionale della Regione Veneto, la dottoressa Annalisa Bisson, che arriva da esperienze in campo manageriale e a livello associativo che la fanno conoscere in Italia e anche ben oltre. E da quando è arrivato in Regione Veneto sicuramente il cambio di marcia si è visto. Dottoressa Bisson, prego. Grazie al Presidente Ciambetti, un saluto a chi è presente, a chi ci sta seguendo in diretta streaming. Perché l'attività di cooperazione internazionale è importante? Perché è una forma È acceso. è una forma di collaborazione che lascia il segno nei paesi dove si va. E il Veneto, noi sappiamo, è una regione molto operosa e molto attiva. Infatti, negli ultimi 3 anni i progetti di cooperazione che abbiamo portato avanti sono 39 e molti di questi si sono anche concentrati in una cooperazione di tipo economico, perché in Africa in particolare è importante trasferire competenze, cioè la cooperazione deve andare oltre quello che è un mero assistenzialismo che ci vuole ed è corretto, però anche la collaborazione con UNIDO va proprio in questa direzione. Cerchiamo di identificare dei progetti di interesse strategico per il paese dove si va, dove noi possiamo fare qualcosa, poi nel dettaglio ne parleranno le persone che hanno seguito il progetto, e questo è un esempio virtuoso di come mettere a frutto una collaborazione. Tu insegni una competenza lì a delle persone che poi sono in grado di metterla a frutto e fai crescere l'economia locale. Io credo che su questo andiamo nella direzione giusta, e poi con una punta d'orgoglio, sempre perché siamo molto efficaci,
Noi abbiamo speso negli ultimi 3 anni 1,5 milioni di progetti di cooperazione che hanno generato investimenti per 5 milioni, quindi un effetto leva molto importante. Siamo molto orgogliosi di questo e andremo avanti ancora molto più motivati per il futuro. Grazie Annalisa. Dottor Meridio, mia personale conoscenza da lunga data in tantissimi campi, ma ultimamente l'ho scoperto apicultore di rara sensibilità, ma soprattutto uno che sta guidando l'Associazione Apicoltori Veneti in maniera veramente lungimirante, guardando anche al futuro. Gerardo, prego. Presidente, è troppo, troppo buono. Come Associazione regionale degli apicoltori del Veneto, quando il Cardinale e il suo braccio destro, Matteo Campana, e la Regione del Veneto ci ha coinvolto in questa iniziativa, abbiamo aderito con entusiasmo. Si sa che gli apicoltori sono in genere molto concreti, un po' come tutti i veneti, e subito siamo passati a una fase operativa. Com'è l'apicoltura in Angola? Alcune foto scorrono dietro di noi e vedo collegato Matteo Campana e i suoi collaboratori dall'Angola, che saluto cordialmente, ma ci vedremo fra qualche settimana. Abbiamo elaborato questo progetto pensando a due cose. La prima, come ha detto la dottoressa Bisson, bisogna che noi diventiamo promotori di un'economia circolare all'interno di quella realtà. Quindi non si può pensare di trasferire esclusivamente i nostri metodi, le nostre conoscenze, ma bisogna adeguarsi anche a quella realtà. Altrimenti, finita la missione, tutto torna come prima. Ecco perché abbiamo nel progetto inserito molto e lavorato molto sulla formazione. Noi dobbiamo creare dei formatori che a loro volta diventeranno cinghie di trasmissione per formare altre persone che lavoreranno in questo settore. C'è tanto spazio per il miele, per l'ape in Africa e in Angola. È chiaro che noi non andiamo a trasferire le nostre api in Angola, ci sono api diverse, non devono essere mescolate, bisogna valorizzare la loro realtà. Partiremo a marzo, a metà marzo, con il primo step, quindi andremo giù una quindicina di giorni in 4 apicoltori. Andrò giù io, Adriano da Canal, Giovanni Milan e Francesco Campese, che hanno un'esperienza di 30-40 anni di apicoltura. Prenderemo conoscenza dell'ambiente, l'abbiamo già studiato, e lavoreremo su 2 fronti. Il primo, di razionalizzare per quanto possibile i metodi di lavoro di quell'apicoltura, al fine di migliorare il loro prodotto. Il miele ha aiutato in Africa anche a sfamare la fame, perché è una ricchezza da questo punto di vista, però va prodotto in una certa maniera. Quindi noi andremo a migliorare, andremo a portare le nostre conoscenze per migliorare il prodotto miele e tutta l'economia che ne deriverà, perché attorno al miele ci sono il confezionamento, il legno, cioè ci sono tantissime attività che si potrebbero sviluppare. E nel contempo creeremo anche un mercato, perché pochi lo conoscono, ma la cera è uno degli elementi fondamentali dell'apicoltura, ma serve anche tantissimo nell'industria farmaceutica. E la cera pura è sempre più difficile trovarla. Quando parlo di cera delle api, non la paraffina, per capirci. Ma basta pensare che per produrre 1 chilogrammo di cera le api consumano almeno 10 kg di miele. Quindi questo fa capire il valore della cera pura, che è molto ricercata. E in Africa, essendo anche meno contaminata di quello che possiamo trovare nei nostri paesi, potrebbe diventare anche questa una risorsa dell'economia circolare, però bisogna imparare a come produrla. La seconda fase sarà quella di vedere se, ed è la più difficile, se questo tipo di ape, che si chiama ape scutellata, diversa dall'ape mellifera ligustica che abbiamo in Italia e in Europa, e che oggi sciama e va essenzialmente in questi cortecci, in questi tronchi che vengono messi negli alberi, no? Se riusciamo un po' ad addomesticarla e creare delle arnie adatte per questo tipo di sviluppo di quest'ape. Sarà la parte più difficile, quindi miglioramento del loro metodo di lavoro.
una ricerca su quell'app e come possiamo usarla, e infine formare le persone affinché questa iniziativa, che sarà in 3 step, non si fermi a se stessa, ma crei veramente quell'economia circolare che serve per questo paese e serve anche nei rapporti internazionali fra la nostra regione, che io devo ringraziare per la sensibilità che ha avuto, coinvolgendo noi apicoltori e gli amici dell'Angola. Grazie Gerardo. Dottor Zanin, ho visto uno scatto. Grazie Presidente. Prego. Grazie. Allora grazie a tutti, saluto il dottor Matteo Campana, Saverina dall'Angola. Due parole solo per spiegare il motivo per il quale abbiamo attivato questa collaborazione con Unido, che appunto, come diceva il direttore, non nasce per caso, ma nasce dalla nostra volontà di implementare la quota già alta, che è la più alta rispetto alle altre regioni, della componente profit nell'ambito dei progetti di cooperazione. È vero, ci sono poche altre regioni che investono qualcosina in più in termini di finanziamenti, ma noi in assoluto siamo quelli che riusciamo nel complesso ad attirare progetti di maggiore importanza sotto un profilo finanziario, perché triplichiamo, come diceva il direttore, le risorse che abbiamo. Ecco, proprio per potenziare questa attività abbiamo attivato questa sperimentazione con Unido, che ha come scopo principale proprio quello di introdurre il ruolo del profit, dell'impresa nell'ambito dei nostri interventi, proprio per caratterizzarlo ancora di più. Noi siamo attivi oggi come Cooperazione Veneta su 39 progetti, alcuni si sono già conclusi, altri sono ancora in fase di, diciamo, implementazione. Gli ambiti su cui noi interveniamo sono per la maggior parte il tema dell'implementazione delle nuove imprese, nuove realtà appunto di sviluppo economico nei paesi, il tema della salute, che è centrale e che per noi è molto importante, perché nel piano triennale che il Consiglio regionale ha appena licenziato, il tema della expertise veneta sulla salute è centrale sui temi della cooperazione, proprio perché abbiamo questa grande tradizione di medici delle nostre aziende sanitarie che fanno i volontari direttamente, e quindi rispetto alle altre regioni questa è un'altra eccellenza che abbiamo in maniera molto significativa. E il terzo punto è il tema dell'istruzione e della formazione. Ecco, questi sono i 3 settori su cui noi siamo presenti. I paesi principali con cui lavoriamo sono il Mozambico, e qui vorrei citare il progetto che abbiamo con il CUAM in corso, che ci è stato finanziato dal Ministero degli Affari Esteri, dall'Agenzia per la cooperazione italiana, che prevede proprio la realizzazione di un nuovo sostanzialmente servizio di gestione dell'emergenza e urgenza nella seconda città del Mozambico, che è Beira, e questo è un intervento importante da oltre €1 milione che stiamo implementando, e su cui la componente dell'expertise dell'ULS, della nostra gestione dell'emergenza e urgenza veneta della regione, è centrale per il nostro lavoro. Ecco, ultimo proprio accenno che volevo fare è il fatto che quest'anno, per la prima volta nella programmazione 2023, finanziamo anche un progetto che riguarda la rotta balcanica, quindi la gestione dell'emergenza nell'area di Novi Sad, dove c'è appunto una grande pressione migratoria, e su questo tema appunto grazie sempre al ruolo importantissimo della nostra cooperazione regionale, delle associazioni, delle realtà che sono attive, appunto interverremo anche su questo scenario, a cui nell'ambito della gestione dei flussi migratori vorremmo poi integrare anche un'attività di formazione in loco per agevolare la presenza di lavoratori già formati e in grado di parlare in italiano nelle nostre imprese venete. Ecco, questo è quanto. Grazie dottor Zanin. Grazie. E non per dare conferma a quello che ha appena detto, ma ho avuto modo di vedere quello che abbiamo fatto in passato come Regione Veneto per quanto riguarda la cooperazione internazionale, in particolare col CUAM, sia in Tanzania, a Iringa, con l'ULS 8 e un nuovo ospedale, sia i lavori fatti attraverso i fondi gestiti dal Veneto in Etiopia, sia a Volisso, sia nella Gambela, in un campo profughi vicino al Sudan. Come ricordo un bel progetto quando ero assessore, e Zaia me lo fece seguire, della comunità senegalese in Veneto, che portava know-how e esperienze per formare artigiani in Senegal. Io però direi che adesso la parola aspetta a chi in Angola sta seguendo il progetto. Vedo Matteo Campana appunto in collegamento, a cui cedo volentieri
la parola. Prego. Buon pomeriggio a tutti, grazie per l'invito, grazie per questa iniziativa. I ringraziamenti sono per l'onorevole Presidente del Consiglio regionale Veneto, dottor Ciambetti, per la dottoressa Battaglia che ci ha accolto molto bene, insieme alla collega Serina, al dottor Zanin, alla dottoressa Annalisa Pisson che immediatamente ha reso operativo il progetto coinvolgendo UNIDO. Naturalmente il ringraziamento va anche al promotore che per motivi di salute adesso è rientrato a Verona dopo tanti anni di missione, che è Sua Eminenza Cardinale Eugenio Dal Corso, che ho avuto il piacere di assistere per 15 anni qui in Angola nei progetti di intervento sociale. Sempre mi ha incitato a realizzare progetti che fossero a favore dell'economia locale, sempre mi ha incitato a realizzare progetti per rendere i giovani protagonisti nella propria terra e così nell'ultimo periodo della sua missione ha detto proprio: ma perché noi coinvolgiamo il Veneto? Perché il Veneto sono concreti, sono attivi, sono persone intraprendenti e qui c'è bisogno di intraprendenza. E mi ha invitato a entrare in contatto con le istituzioni venete per una collaborazione. Parallelamente, dopo i primi dialoghi col dottor Zanin, per identificare i settori più appropriati dove concretizzare alcune attività, sono entrato in contatto con il presidente Meridio e lì è stato semplice creare la connessione tra la Regione Veneto e l'Associazione regionale degli apicoltori per dare una risposta al promotore, Sua Eminenza, il signor Cardinale, di coinvolgere il Veneto a fare del bene qui con la propria intraprendenza. Perché qui ci sono giovani che hanno voglia di emergere, ma a volte mancano di opportunità, di idee o di conoscimento, di conoscenze. Passo passo siamo arrivati oggi a questa presentazione che grazie all'aiuto del governo provinciale di Quando Cubango che ha coinvolto le autorità locali, ha coinvolto anche altre province, province corrisponde a regioni, ha coinvolto anche altre regioni, perché tutto ciò che socialmente nasce dalla proposta di Sua Eminenza, qui è tutto benedetto, quindi un progetto proposto da Sua Eminenza per il bene dell'economia locale, tutti ne vogliono far parte. Così altre province si sono candidate, si sono interessate, finché siamo arrivati a parlare anche con il Ministero dell'Agricoltura, con l'Istituto per lo Sviluppo Forestale, che ha un dipartimento di apicoltura, il cui rappresentante oggi è qui con me, il dottor Federico Maurizio, il quale è entusiasta dell'idea di collaborare, di dare concretezza al progetto. Ecco, devo dire che nei primi dialoghi avuti col dottor Maurizio, la prima cosa che mi ha detto è gli apicoltori in Angola sono concreti. Il primo dialogo che ho avuto col dottor Meridio in Italia è stato, sai, gli apicoltori veneti sono concreti. Allora, già c'è questa chimica e dobbiamo solo lasciare che le cose accadano, sembra, perché tutto sta collimando. Naturalmente con lo sviluppo, con l'ausilio delle istituzioni, come UNIDO, può favorire la realizzazione di questi progetti. Pertanto dalla parte angolana abbiamo non solo la provincia di Quando Cubango, ma le province. Dalla parte angolana abbiamo l'associazione degli apicoltori, il Dipartimento dell'Apicoltura del Veneto,
del Dipartimento di Agricoltura dell'Istituto di Sviluppo Forestale del Ministero dell'Agricoltura, e con Selina, che abbiamo già coinvolto e abbiamo già più volte incontrato anche in Italia. Abbiamo una cooperativa con aderenti perché l'attività si possa realizzare anche conformemente alle modalità con cui l'Angola è abituata a lavorare, che magari non è un modello associativo, ma un modello cooperativo. Sono presenti altre persone, altri colleghi. Devo dire che concretamente, al di là della continua ricerca personale che si sta facendo su come sviluppare la produzione del miele in modo sia artigianale, ma lasciando le pratiche tradizionali, con cui il Presidente Selina, insieme con i suoi collaboratori, con cui il Dipartimento dell'Apicoltura sta facendo iniziative. Un altro passo concreto è stato un corso di formazione già realizzato in questo periodo, finito la settimana scorsa, a cui hanno partecipato le persone che di me, di lingua italiana, per capirsi meglio tra tutti. Hanno detto creiamo la base, e abbiamo creato questa base tramite il coinvolgimento di una professoressa, e già ce la caviamo. Ok, già abbiamo creato questa base. Stiamo aspettando adesso che vengano i nostri apicoltori per dare continuità. Mi permetto di concludere solo portando il saluto di Sua Eminenza, che appunto per motivi di salute non può essere presente, accompagna con le preghiere, con la sua benedizione, questa iniziativa, questo progetto che lui lascia in eredità insieme con l'allora presidente della provincia di Cubango, che nel frattempo ha cambiato di ruolo. Sua Eminenza ringrazia tutti e auspica per tutte le parti coinvolte abbondanza, reciproca abbondanza e una profondità, un'intensità di intervento, come dice lui, che si manifesti quello che ha ispirato la volontà di far collaborare la Regione Veneto e il popolo angolano, bramoso di opportunità, che sono le due encicliche di Papa Francesco, una che è Laudato Si, che dice prendersi cura della casa comune, e l'altra Fratelli Tutti, che è promuovere l'amicizia sociale. Con queste intenzioni mi ha scatenato, con queste intenzioni mi ha fatto muovere, e con queste intenzioni in breve avremo un miele commerciabile, un miele che promuova un'economia circolare a favore di tutti. Grazie. Grazie a Matteo Campana per aver inquadrato appunto dall'Angola questo progetto, e quando parlava di concretezza, per come conosco io l'Associazione Apicoltori Veneti, vi assicuro che sono ragazzi pratici e concreti. Anche la squadra che prima Meridio ha illustrato, in particolare Campese, che ha fatto divulgazione e formazione a livello italiano, penso in tutte le regioni italiane, anche migliorando certe realtà che adesso godono di un'apicoltura importante, e penso riuscirà a farlo anche in proiezione africana. Quindi ci sono tutti i presupposti, secondo me, perché questo progetto possa avere grande successo e possa permettere appunto anche la nascita di attività organizzate e di apicoltura di qualità, nonché indotto verso l'apicoltura in Angola. E anch'io sottolineo il valore che la cera pura può avere anche dal punto di vista economico e di ritorno e di giusta retribuzione per chi si impegnerà in questo progetto. Quindi secondo me nasce un'idea e un progetto che ha basi solide, che potrà sicuramente portare soddisfazione reciproca per tutti quanti. Io chiuderei qui, e grazie ancora per il lavoro che avete e che inizierete, e magari un debriefing
o una verifica del progetto, fra qualche tempo il Consiglio regionale è curioso ed è assolutamente disponibile a ospitarla. Grazie ancora, buon lavoro a tutti.